Come ogni anno, la Festa della Montagna, giunta alla 24esima edizione e svoltasi a Pianezze di Valdobbiadene, ha visto protagoniste tutte le attività e le associazioni che rendono viva la montagna. Un ritrovo che tradizionalmente si svolge a fine agosto, pensato per fare il punto della situazione di un territorio tanto bello quanto delicato. E con la 24esima Festa della Montagna abbiamo aperto un convegno con il titolo Parliamo di montagna, un titolo generico, però avevamo individuato degli argomenti da trattare. Uno sulla vita storica della montagna con Mariano Olio, che ha scritto anche il libro Vivere sulle Erte, un conoscitore della vita di montagna degli altri tempi, e che ha fatto una bella illustrazione di come si viveva una volta. Sicuramente oggi le situazioni sono diverse e bisogna pensarla in altre maniere, e bisogna pensare anche come viverla oggi e come viverla domani. Con questo abbiamo avuto un contributo da parte di dottor Giuliano Consalter di Veneto Agricoltura, che ha illustrato un po' quelli che sono gli obiettivi appunto della gestione della montagna in questo momento, ma soprattutto ha illustrato quelli che sono i programmi futuri per dare vita alla montagna, soprattutto il progetto di recupero dei pascoli, di miglioramento dei pascoli, per far vivere in montagna gli animali e i malghesi, che sono la vita vera della montagna. Senza l'uomo e senza gli animali la montagna sarebbe vuota e quindi sarebbe abbandonata e dopo alla portata dei predatori e dell'incolto, e sicuramente la montagna diventa brutta. L'anno scorso abbiamo fatto un concorso fotografico per raccogliere immagini del Monte Cesena, diciamo immagini attuali. Quest'anno invece abbiamo voluto fare una cosa diversa. Il titolo infatti è Immagini di ricordi. Il titolo esprime questo concetto, raccogliere immagini e fotografie storiche per riportare alla memoria i nostri ricordi, rivedere dei luoghi che magari oggi sono stati trasformati per l'evoluzione del paesaggio e in qualche maniera riportarci alla nostra identità, quindi recuperare quella che è stata la nostra storia, la nostra cultura, il nostro modo di vivere la montagna. E la mostra è organizzata in 11 pannelli, una settantina di scatti fotografici, dove abbiamo inserito, appunto, svuotando i cassetti di alcuni amici della nostra associazione, immagini storiche che partono dal 1920 fino ai giorni nostri, e le abbiamo divise in una sezione paesaggio, quindi abbiamo cercato di capire, di scavare, se vogliamo anche dal punto di vista archeologico, capire come si è evoluto il paesaggio, le trasformazioni delle malghe, le trasformazioni anche dei confini comunali, cosa ha inciso la Grande Guerra sul Monte Cesena e anche come è stato riorganizzato il Monte Cesena e le malghe con le loro proprietà durante il ventennio fascista. È stato rivisto, riorganizzato, i terreni sono stati ridistribuiti, ci sono stati i primi investimenti per nuove malghe, ci sono stati i primi investimenti per rimboschimenti. Quindi una storia complessa che comunque abbiamo cercato di raccontare con queste foto. Poi ci sono un paio di pannelli che raccontano la vita di montagna e quindi nelle illustrazioni abbiamo cercato di spiegare come erano e come sono le costruzioni oggi, principalmente in pietra, ma una volta con tetti in paglia, oggi in coppi e altri materiali. Abbiamo cercato di capire come vivevano le famiglie, i casari all'interno di queste strutture, e quindi l'analisi delle ceste vimini per fare la puina banalmente, piuttosto che la bussa, come veniva usata una volta, come viene usata oggi, più spesso come rievocazione storica, non come mezzo di trasporto. Un pannello sull'escursionismo, la foto più vecchia che abbiamo appunto è del 1920, dove ci sono questi escursionisti belli ordinati con una guida. Il tema delle guide e di come affrontare la montagna è un altro dei temi importanti. Non ci si deve improvvisare, ci deve essere, come dire, preparati. Quindi anche questa mostra serve proprio per dire la montagna va vista, conosciuta, va approfondito prima di approcciarsi a qualsiasi tipo di montagna, per evitare situazioni di pericolo. E poi gli ultimi 6 pannelli sono dedicati allo sci. Partiamo dal 1935
ai giorni nostri, con una serie di immagini che fanno vedere anche l'evoluzione del mezzo tecnico, l'evoluzione del modo di vestire, fanno vedere la trasformazione del paesaggio, perché anche la zona di Pianezze innevata, senza alberi, senza case, fa capire che cosa era Pianezze, soprattutto pascolo, segativo, fino agli anni 60-70, quando ci sono stati i primi investimenti proprio in direzione dell'insediamento turistico per lo sviluppo degli impianti sciistici. Per arrivare poi agli ultimi due pannelli, uno dedicato alla traversata Pianezze-Lentiai, con delle immagini bellissime con la neve, i costoni di ghiaccio e questi atleti che in solitaria in pochi assalgono verso il Cesena. Chiudiamo poi con un evento che anch'io ho preso in questi mesi di lavoro, insomma, che abbiamo fatto su questa ricerca, una gara di sci d'erba che è stata svolta nel 1985 qui sulla zona del Fagher, un campionato italiano, è stata collaudata la pista. Ecco, quindi chiudiamo con questa immagine di Pianezze che ritorna al verde, ma con lo sci che fa da padrona. Con i rappresentanti del Corpo Forestale appunto di Valdobbiadene abbiamo trattato l'argomento della fauna e in particolare un aggiornamento su quella che è la situazione attuale della fauna, ma soprattutto una bella illustrazione di quelli che sono i comportamenti della fauna rispetto anche alla vita dell'ambiente. È chiaro che in condizioni di abbandono prolifera la fauna e quindi se invece sappiamo gestire bene l'ambiente montano possiamo creare l'equilibrio tra la fauna e soprattutto possiamo contenere i predatori. Quindi la vita in montagna va regolata dall'uomo nei confronti anche della fauna. Questa mostra è aperta in questi 2 giorni della Festa della Montagna. Sarà disponibile anche in futuro? Queste immagini, diciamo, faranno parte del nostro materiale che studiamo e che raccogliamo da anni. La proporremo all'amministrazione magari anche per fare altri eventi anche a Valdobbiadene, magari, in modo che sia, come dire, visibile a più persone e magari anche per un tempo più prolungato. Il turismo è la naturale conseguenza della vita di montagna. È un turismo che esiste da sempre. Sulla nostra montagna abbiamo visto un turismo svilupparsi anche sotto gli aspetti sportivi, con gli sci. Oggi non abbiamo più la neve, quindi questo tipo di turismo non c'è più. Infatti la nostra montagna è diventata popolare quando c'erano gli impianti da sci. Oggi però c'è l'escursionista, il turista, ci sono i percorsi per mountain bike, tutta una serie di proposte per il turista. Però anche qui bisogna dare delle regole, mantenere degli equilibri, perché oggi assistiamo a una moda di montagna. È una moda che sta creando problemi soprattutto in altri ambienti, nelle Dolomiti, per troppa gente che si avventura in montagna senza averne le giuste conseguenze. Quindi, come abbiamo detto, sì, ascoltare la montagna, ma bisogna anche conoscere come la montagna si può utilizzare e vivere. Anche quest'anno abbiamo proposto una mostra assaggio dei formaggi prodotti nelle malghe attive. Le 8 malghe che ancora producono formaggio sono qui in esposizione, a disposizione del visitatore per essere degustati. Ieri sono stati presentati dal tecnico dell'ONAF, Mauro Gava, a una organizzazione nazionale assaggiatori di formaggi, e ha dato delle valutazioni molto lusinghiere per i produttori per la qualità dei formaggi che hanno proposto.